Un peregrinare continuo, silenzioso, storie difficili da intercettare, quotidianità sconvolgenti nella loro concretezza. 3 i veneti in queste ore già in Svizzera o pronti a raggiungerla per porre fine a un'esistenza di malattia e dolore, a una non vita. Anche una trevigiana di 67 anni, una bellunese e un veneziano, Gianni Trez, che di anni ne aveva 64 e si è spento questa mattina. Consumato dal tumore, poco lontano da Zurigo, la clinica a cui si rivolge chi, come DJ Fabo, morto ieri, rivendica il diritto a una morte dignitosa e senza sofferenze. Quella che ha chiesto, ormai arrivato alla fine, Dino Bettamin, il 70enne macellaio di Montebelluna malato di SLA che 2 settimane fa ha chiesto la sedazione profonda per aspettare la morte dormendo e la moglie aveva detto: spero che questa scelta che ha fatto lui sia un continuamento anche per altre persone. Un dibattito aperto nel giorno in cui il premier Paolo Gentiloni parla di confronto parlamentare doveroso e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda che nessun malato deve sentirsi solo. Va controcorrente e parla proprio di solitudine l'ex consigliere comunale di Treviso Enrico Renosto, che ammonisce ad andare a fondo di questa scelta estrema compiuta dai malati. Cercare eventualmente di capire se questa volontà che loro manifestano sia proprio così ferrea. Non vorrei che per alcuni casi l'eutanasia risponde alla risposta era la volontà sua, no? E che questa volontà serva anche a lavare un po' le coscienze di chi magari non ha fatto tutto il possibile. Ma c'è chi taccia di inciviltà un paese che costringe un malato a emigrare per morire pagando dai 10 ai 15.000 euro. Per Zeno Giuliato, figura storica della sinistra trevigiana, i tempi sono maturi per svoltare. In questa fase dove c'è un Papa che è un Papa dialogante, che vuole i ponti, vuole l'incontro e così via, è possibile tra laici e cattolici affrontare questo problema della fine, l'ultimo termine della vita affrontato nel rispetto dell'uomo, della persona umana.